Non è facile dire andando a canale di te mezzodì, non è facile, è una sfida, è cattivo, mi dice. Cosa può essere mezzogiorno? Chissà quando nasce lo mondo, chissà quando è nato. No, quando è nato, per esempio, la lingua, o l'arte, il mondo, quando è nato il mondo non era mezzogiorno. Secondo me questo si può dire. Perché non esisteva il tempo prima che il mondo nascesse. Almeno questo tempo non esisteva, quindi su mondo non fin nasce, su tempo bifidi, il mondo non era nato, non c'era il tempo, questo tempo non c'era, ma semmai un altro, non ticchettio, no, ma un altro ritmo, perché anche quando c'è il nulla fisico, se c'è qualche astrofisico qua presente, perché io per scrivere quel libro mi sono dovuto macinare felicemente, diciamo, la fisica subatomica. Quindi voglio dire, da quando è nato il Big Bang è nato il tempo, è nato tutto, dovrebbe essere nato. Certo, il primo mezzogiorno, quanto era grande, era piccolino, però poi si stabilì, grosso modo, 24 ore qualcosa, perché il calendario per il tempo non esiste, esiste per l'uomo. Certo che all'interno del tempo, Sudempus et Tolti osserva dei ritmi anapestici, esametri e ritmi che l'uomo non ha mai cantato e stiamo inseguendoli. Probabilmente bisognerebbe inseguire quei tempi perché anche la tromba sua possa anche suonare una musica mai suonata e anche la parola mia possa anche dire cose mai dette e mai state. No? Però i Sudempus Bettutti è mezzodì, ma è un mezzogiorno nel calendario umano che di fronte allo scorrere e al correre, all'escere dell'acqua, non è mezzogiorno adesso. È escere, che non ha confini, è un libero correre, giustamente la convenzione. A me piace che abbiamo cantato col sole allo zenit, diciamo questo si può dire, geograficamente, astronomicamente, però noi non siamo allo zenit, cerchiamo di andarci al nostro zenit dell'anima, a quello.